e gli avevo detto: ciao Gigi, sì, tutto a posto, sì, sono qui con Dino. Ah, scusa, ti ho disturbato? No, mi ha detto buongiorno stamattina, mi dirà buonanotte prima di andare a letto. Non era famoso per la sua... Però era anche un'epoca in cui il silenzio anche aveva un significato. Benvenuti alla prima puntata del nostro podcast Faccio un giro. Introduciamo subito il primo ospite, che è Nando Mura. Benvenuto Nando. Grazie di avermi invitato. Siamo felicissimi di averti qui. Sei l'ospite, hai l'onore e l'onere di aprire il nostro podcast. Partiamo subito, ti faccio una domanda. L'episodio più divertente che ricordi nella tua carriera? Guarda, è una cosa che riguarda il pugilato. Era successa una cosa triste, brutta, c'era morto un pugile sul ring e al giornale hanno deciso di fare un'inchiesta, sentire un po' di pugili, ex pugili per raccontare un po' questa vicenda, morire sul ring se aveva un senso. E tra le persone intervistate c'era stato un pugile cagliaritano al quale avevo chiesto: ma al di là della morte di questo ragazzo è sempre forse brutto il fatto che un ragazzo a 20 anni prenda cazzotti e poi arrivi a 40 anni completamente rimbambito. E lui mi aveva risposto: ne conosco di gente rimbambita che non ha fatto pugilato. E quindi avevo dato una risposta anche simpatica e intelligente, però sulla quale abbiamo riso, ridiamo da tantissimi anni. Ecco, hai parlato di giornale, tu una lunghissima carriera da giornalista, scrittore, e hai seguito praticamente non me ne vogliano le altre, le due realtà più importanti dello sport sardo, ovvero la Dinamo, Sassari, squadra di basket, e il Cagliari Calcio. Sì. Ti chiedo qualche aneddoto prima su una e poi sull'altra. Ad esempio, una cosa che accomuna le due squadre è l'aver vinto uno scudetto storico. Sì, l'abbinamento è stato fatto, anche se poi ci sono delle sostanziali diversità. Il Cagliari Calcio era una squadra non sarda, una squadra di proprietà dei petrolieri di Milano, era una squadra che ha ottenuto un risultato pazzesco, perché a distanza di tanti anni se ne parla ancora. Quello della Dinamo è più un successo più sassarese, cioè proprio nasce a Sassari, però erano due fenomeni straordinari. Il nesso lo possiamo trovare nell'incontro che c'era stato tra Meo Sacchetti e Gigi Riva. Meo mi aveva chiesto di incontrare Gigi e io ho parlato con Gigi, che era molto contento anche lui di incontrare Meo, perché si erano tanto vengono tutti e due dal Varesotto, sì, diciamo così in astratto, e si erano incontrati a Cagliari, proprio nella sede dell'Unione Sarda, e Gigi aveva chiesto a Meo: come siete arrivati quest'anno? E quell'anno la Dinamo è arrivata seconda, o meglio è arrivata seconda in regular season, poi è uscita al primo turno di playoff contro Cantù, scusa. E alla risposta di Meo siamo arrivati secondi, Gigi gli aveva detto: tranquillo Meo, anche noi del Cagliari l'anno prima di vincere lo scudetto eravamo arrivati secondi dietro la Fiorentina, quindi l'anno prossimo tocca a voi sicuramente, e questo presagio si è finalmente avverato. Sullo scudetto della Dinamo si è scritto di tutto dal punto di vista prettamente tecnico. Mi piacerebbe conoscere un po' di aneddoti, magari non proprio sul gioco, ma che comunque... Guarda, io, Andrea Silvio, Roberto Sane e Giovanni Del Sole, persone che immagino tu conosca molto bene, eravamo a Reggio Emilia il giorno prima di gara 7, eravamo a bordo campo mentre i ragazzi facevano l'ultimo allenamento, e Meo ci ha visto, si è avvicinato come faceva sempre, con molto rispetto alla nostra professione ma anche di affetto nei nostri confronti, e mi ha detto: bene coach, come va? Lui mi ha detto: se domani vincerò anche questo scudetto, dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia, cioè il famoso triplete, che apro parentesi dal 2015 non l'ha fatto più nessuno, quindi questo è un giganticetto. Il risultato ottenuto dice: se io domani vinco anche lo scudetto, passerò il resto dei miei giorni a chiedermi come ho fatto a vincere lo scudetto con questa banda di svitati. Ed è fatta quello là. Lì descrive pieno. Sì. Mentre chiacchieravamo prima, ti ho mezzo strappato un aneddoto che ti ho chiesto di conservare perché volevo che lo dicessi qua. Mi stavi parlando di una passeggiata per Reggio Emilia dove avete visto... Sì, noi eravamo talmente al delirio, perché tu considera che noi arriviamo a gara 7, anche noi giornalisti,
dopo 4 partite contro Trento, 7 contro Milano e 6 con Reggio Emilia. Praticamente sempre in giro. Sempre in giro, ci ritornavo da Trento, ripartivo per Sassari, da Cagliari, perché io sono cagliaritano, quindi ogni volta devo farmi più di 400 km, quindi eravamo arrivati dopo 18 partite in 39 giorni, io ho preso 12 aerei, ho fatto 3.000 km in macchina, cioè l'Atlantico è poco più. Un tour de force. E nel grande delirio cosa succede? Che passeggiando nel pomeriggio della partita per questa via principale di Reggio, a un certo punto non so chi vede in un portone il campanello Amedeo della Valle. E voi deve essere lui, Amedeo della Valle, a Reggio Emilia. Dai, suoniamo e scappiamo. Non lo abbiamo fatto, però il fatto che avevamo tutti, io ho già una 60ina d'anni, gli altri colleghi pure non più giovanissimi, l'idea di suonare il campanello per svegliare un giocatore che di lì a poco avrebbe giocato una finale di scudetto, come si faceva da bambini, no? Non l'abbiamo fatto. Oltretutto un Della Valle che io che frequento il palazzetto è rimasto nel cuore dei tifosi della Lino, ogni tanto lo punzecchiano. E non quanto Cinciarini, perché Cinciarini era il playmaker di quella squadra e aveva detto una frase interpretabile male, cioè noi quello scudetto ce l'hanno rubato. Lui probabilmente non voleva dire rubato nel senso che vinto qualche torto. Voleva dire la sentivamo nostra, ce l'hanno portato via. Quella cosa tuttora Cinciarini è venuto con Pesaro a vincere con Meo, con Pesaro. E l'hanno invitato a Coffiniampeti. Sì, però durante la partita l'hanno insultato, infatti il Latino ha preso l'ennesima multa di 1.000 euro per insulti ai giocatori. Adesso ti chiedo qualcosa sul Cagliari. Tu hai vissuto tanti allenatori importanti e famosi nell'epoca che seguivi il Cagliari da giornalista. Qual è quello che ti ha sorpreso, ti ha fatto divertire di più? Divertire è Mazzone. Mazzone era spettacolare perché mi ricordo prima di una partita con la Juventus, anche importante al di là del fatto in sé, cioè giocare contro Madama, c'era la necessità di conquistare i punti per andare in Coppa UEFA o salvarsi. E Mazzoni in queste conferenze stampa, di una volta che non erano conferenze stampa, cioè finito l'allenamento al quale tu potevi assistere, ci si riuniva tutti assieme, si chiacchierava, noi davamo del tu, però lo chiamavamo maestro, e lui inizia a parlare, sì, noi contro la Juve dovremmo stare attenti a non concedere punizioni dal limite, perché sennò Platini fa gol, a presidiare le fasce, a fare tutti questi discorsi tecnici, poi a un certo punto si interrompe e dice: oh, poi ragazzi, se c'è da menare, meniamo, dobbiamo menare. Sì, lui era vecchio stile. Trapattoni era una persona straordinaria. Quando era andato via dal Cagliari, era andato al Bayern di Monaco ed era venuto il Bayern a fare allenamenti invernali, perché in Germania il campionato d'inverno si blocca, e quindi erano venuti, li avevano portati a Chia, a Baia Chia, Chia Laguna, in quella zona vicino a Capoteulada. Io l'avevo chiamato, il cellulare era ancora quello di quando era a Cagliari, mi aveva dato appuntamento a mezzogiorno. Io a mezzogiorno, ti aspetto domani a mezzogiorno, mi raccomando puntuale, ero lì dalle 9 del mattino, alle mezzogiorno mi si presenta, mentre inizia l'intervista arriva uno dell'albergo, il portiere, che dice: signor Trapattoni, mi scusi, c'è Canale 5 in linea. Dica Canale 5 che sto parlando con Andamura, di chiamarmi tra almeno mezz'ora. Quindi, cioè, ti fa capire anche un altro meno importante di lui sarebbe andato via, che avrebbe mollato lì perché richiede Andamura rispetto a Canale 5. Lui invece aveva appuntamento con me e mi aveva concesso questa intervista. Quindi questi due sono due relatori, a parte poi Giagnoni e Tidia che quanto sardi sentivamo più nostri, ecco, però tra Pattoni e Mazzone, cioè, e poi Ranieri, insomma, quello che aveva fatto. Secondo te, conoscendo i due personaggi, come è riuscito Cellino a convincere Trapattoni a venire ad allenare il Cagliari? Un allenatore che comunque sempre allenato grandi squadre, gli obiettivi sono sempre stati quelli della vittoria dello scudetto, piuttosto che le cose. Sai, dato quel Cagliari l'anno prima aveva fatto la Coppa UEFA, quindi era un Cagliari di alto livello. Trapattoni era uno che chiamava le sfide, era come tante persone innamorato della Sardegna, quindi aveva accettato volentieri quell'incarico, anche se poi era finito male, lui si era dimesso, in pratica era stato costretto a levarsi dei piedi, insomma non era stata una cosa bella, però molti anni dopo abbiamo visto che anche Meo Sacchetti, pochi mesi dopo aver vinto lo scudetto, era stato esonerato. Io mi ricordo che in quel periodo, verso ottobre-novembre, successivo allo scudetto, al triplete, io lo stavo aiutando a scrivere la sua biografia, eravamo nella sua casa di Alghero,
mi era arrivata la notizia dell'esonero ed era stato un brutto colpo, tant'è vero che quel libro ha rischiato di saltare, che lui era sparito dalla circolazione, questo perché aveva accusato il colpo, ed era stato un colpo brutto che insomma tu vinci lo scudetto a fine giugno, a novembre, tu riporti di metro, togliendoti il tuo colpo, era stato un brutto colpo, sì. Per rimanere, visto che hai nominato Meo Sacchetti, e rimanere in ambito Dinamo, Meo Sacchetti e Pozzecco sono stati, penso senza timore di smentita, due tra gli allenatori più amati della Dinamo, sia per il carattere, l'affetto che nutrivano verso la Sardegna, ma anche per i risultati. Sì. E quando chiacchieravamo c'è un aneddoto che lega entrambi. Ci sono due veramente bellissimi che riguardano proprio la figura del personaggio. Il primo riguarda in ordine di tempo Pozzecco. Meo lo allenava a Capodorlando e a un certo punto Meo chiede time out perché Capodorlando stava un po' andando in affanno e aveva detto: ragazzi, rivolgendosi a Pozzecco, mi raccomando, giochiamo qualche azione ai 24 così prendiamo un po' la partita. E Pozzecco, che avrebbe confessato anni dopo che lui non ascoltava mai gli allenatori durante il time out, ma a fine time out chiedeva cosa ha detto e gli avevano riferito a questa cosa. Allora Pozzecco cosa fa? L'azione successiva, anziché giocare a 24, supera la metà campo di un metro, si alza, tira in sospensione e segna, e poi si gira a guardare Meo col viso. Ecco, e Meo queste cose qui, però è un uomo molto tollerante, un altro allenatore si sarebbe arrabbiato. Quella di Trevis Leader è molto simile, nel senso che appena arrivato a Sassari, in serie primo anno di Serie A1, nei primi allenamenti, Meo interrompe l'allenamento e dice: Trevis, non ti chiedo di difendere come Jack De Vecchi, lo storico ministro della difesa della Dinamo, ma un pochino più di pressione. E lui in inglese ha detto: coach, non sono venuto a Sassari per difendere, non chiedermelo più. Non gliel'ha più chiesto, però insomma Trevis sapeva come farsi amare dagli allenatori, dai compagni e soprattutto dai tifosi. Quando ci siamo sentiti per organizzare questa chiacchierata, anch'io sono stato un giornalista, ho seguito e ci siamo raccontati quali erano un po' le differenze del giornalista di un tempo, soprattutto, l'hai detto anche prima, il rapporto con la squadra, col giornalista di adesso. Adesso i ritiri sono molto più blindati, mentre prima mi hai raccontato un episodio legato al principe Francescoli che mi piacerebbe che raccontassi. Sono cose impensabili. Finisce il campionato del Cagliari, il Cagliari deve essere qualificato in Coppa UEFA, e al giornale mi hanno detto: senti un po' cosa succede, chi va, chi resta. Io per primo da chiamare il Flacco, che era veramente un idolo, io non ci credo ancora che abbia giocato nel Cagliari. L'avevo chiamato a casa, numero di casa 070, mi risponde la moglie: sì, un momento, Flacco. E ci ho parlato, ho detto: Flacco, sono Nando, cosa fa? Credo che andrò a giocare a Torino. La Juve? No, a Torino. Ma veramente? Sì, guarda, lo posso scrivere? Ma sì, ormai l'operazione è conclusa. E via. Oggi è impensabile una cosa del genere. Sì, così come è impensabile nell'88, proprio prima delle Olimpiadi di Seul, Virdis, Pietro Paolo, appena vinto il campionato col Milan, era stato anche capocannoniere del campionato, però una cosa che molti non ricordano: Pietro Paolo non ha mai giocato in nazionale, mai convocato, e quindi la cosa faceva notizia. Ero andato a Milanello a intervistarlo, io ero entrato a Milanello, parcheggio, a volte si vedono delle immagini, c'era un bar, all'epoca c'era un bar, io avevo chiesto di Virdi, ho detto: guardi, segue questo corridoio, Vincenzo. Io ero arrivato fino agli spogliatoi, avevo visto Pietro Paolo, che naturalmente conoscevo, quindi lui si era fermato a chiacchierare. Dopo un po' esce Lidon che dice: Pietro Paolo, allenamento, e dice: mister, guardi, è venuto un giornalista dalla Sardegna, sì, però fai fretta e via. Oggi, se arrivi a 1 chilometro da Milanello, ti sparano, come nelle caserme, e poi ti chiedono chi sei. Quindi era un rapporto diverso, che purtroppo adesso non so perché non è cambiato molto in peggio. Assolutamente sì. Adesso ti chiedo un'altra cosa. Mi piace questa chiacchierata perché lo sport, ormai ne parlavamo anche prima di iniziare, lo vediamo ogni minuto, ci sono addirittura dei canali dedicati H24 che parlano di sport e dell'aspetto squisitamente tecnico, analisi della partita, moviole, che francamente sono anche noiose, stancanti, mentre in una chiacchierata con uno che ha vissuto altri tempi spuntano fuori delle cose che magari prima non venivano raccontate perché si pensava non suscitassero un grande interesse. Invece io personalmente, ma lo vedo anche dal successo che hanno i libri che li raccontano, gli aneddoti legati ai personaggi sportivi, alle squadre,
quelli anche non prettamente calcistici, piacciono tanto alla gente. E prima, mentre chiacchieravamo, che ho visto gli appunti che avevo preso, mi sono segnato il torneo Caravano. Sì, il torneo Caravano è la Cagliari del dopoguerra, bombardata 2 volte dai cosiddetti alleati, era in una situazione disperata e le persone, tra cui mio padre che mi ha raccontato questo episodio, quindi insomma non era inventato, avevano per risorgere, per ricominciare, sono affidati allo sport, ragazzi di 20 anni, 20-22 anni, e organizzano in memoria al Caravano in onore di Piero Caravano, che era il giocatore più forte, che però era stato dato disperso in guerra, cioè non tornava, mentre gli altri tornavano, chi dal fronte, chi dal assollamento, chi da chissà dove era finito. E quindi organizza questo torneo che si gioca nella sede dove c'è l'Inps a Cagliari di fronte alla Darsena, quindi attraversi la strada e caschi in mare. E mentre stavano giocando la finale, quel giorno arriva una nave in porto, a Cagliari ne arrivava uno ogni 10 giorni, non è che ne arrivano 4 giorni, quindi tutti siamo incuriositi, vanno al porto a vedere la nave della navece Piero Caravano, non stava benissimo, ecco, però chissà dove era fatto della viva, e lui mi ha consegnato la coppa o il premio, che chissà cos'era, vincitore del torneo intitolato a se stesso. E da lì però quello era stato anche visto come un segnale di ripresa, di rinascita, cioè la guerra era finita, 5 anni di momenti brutti, di grandi perdite, anche la città distrutta, quindi questo memoria del Caravano ha fatto epoca perché era stato un segnale di rinascita. Adesso te ne chiedo un altro, questo è legato al Cagliari, a un ritiro di Brunico, se non ricordo male. Era successo un qualcosa a un tifoso. Sì, era successo che un tifoso del Cagliari che era in vacanza da quelle parti, in macchina va a vedere l'allenamento del Cagliari, parcheggia la macchina ma si emoziona, si distrae, lascia le chiavi dentro, quindi non poteva più. Quindi si è avvicinato dei magazzinieri del Cagliari dicendo quello che era successo, però non sapevano come fare, quindi erano lì che erano pronti a sfondare il deflettore. In quel momento esce un giocatore del Cagliari, di cui non facciamo il nome, molto simpatico, un attaccante, che dice: cosa è successo? E gli spiegano la cosa, lui ci penso io, torna allo spogliatoio e torna dopo un po' con un pezzo di fil di ferro, lo infila nell'intercapedine che c'è dove va il finestrino quando si abbassa, e dopo aver fatto un po' di murighi i funghetti si risolvono, quindi un boato come se avesse segnato un gol, e lui ne esce fuori con questa frase meravigliosa: io ci campavo così prima di fare il calciatore, quindi più di immagine ne ha aperto per altri motivi nella sua giovinezza. E adesso, sempre per rimanere nel tono scherzoso, abbastanza scherzoso, quando la Dinamo ha vinto lo scudetto è successo un episodio col giocatore nigeriano, se non ricordo male, era portoricano, americano, i portoricani hanno il doppio passaporto. No, ma la cosa che ti voglio raccontare è che non è quello che è successo, che l'ho visto tutti, c'è un tifoso di Reggio Emilia della prima fila che entra in campo, dà uno schiaffo a Soda che reagisce e l'arbitro, facendo rispettare il regolamento, ha fischiato il fallo tecnico a Soda. Ora, il retroscena di questa, ci sono 2 retroscene. Il primo è che a distanza di anni Meo ha sempre raccontato che loro lo scudetto l'hanno vinto in quel momento, cioè time out subito, e Shane Lawal, che era poi il totem di quella squadra, ha detto: ragazzi, non possiamo perdere, quello gli aveva dato l'ultima. L'altra cosa curiosa era, in tribuna eravamo io con Andrea Sini del Nuova Sardegna, che è un ragazzo nato nel 78, io ne sono nel 54, quindi io ho 24 anni più di lui, potrei essere suo padre. Qualche minuto prima il Girondese fa un'entrata e gli staccano il braccio, gli tagliano le gambe, lo picchiano, e l'arbitro non fischia fallo. Io mi sono alzato in piedi a urla, così mi era uscito fuori e detto: fallo, fischia. E lui Andrea mi aveva sgridato, ha detto: no, non si fa così, siamo una finale scudetto in Serie A, noi siamo giornalisti, ma bisogna mantenere. Quindi io c'ero rimasto male, ho detto: sì, hai ragione, scusami. Allora, 2 minuti dopo succede questo fatto di Soda per la schiaffo di un tifoso, e Andrea Sini, che mi aveva raccomandato di avere un certo aplomb, si alza in piedi e rivolto alla tribuna, eravamo nell'ultimo piano, l'ultimo gradone della tribuna centrale, rivolto a tutto il pubblico di Reggio Emilia, aveva detto: siete peggio dei peggiori delinquenti, queste cose non succedono neanche nei campionati colombiani, sudamericani. E ti ho detto: meno male che mi avevi detto di avere un atteggiamento. Io ricordo di questa finale che
io all'epoca scrivevo per Sardegna Sport e noi avevamo Oliviero Adis inviato, che adesso lavora nell'ufficio stampa del Cagliari, e Oliviero era un po' un kamikaze, quindi lo mandavamo, ha girato veramente l'Italia anche seguendo il Cagliari in B. E il giorno si è trovato un ragazzo, non dico le prime armi perché già, però raccontare una pagina di storia. E lui aveva lo zainetto stile Paolo Beltramo, la MotoGP, e aveva raccontato questa storia appunto del pugno e dell'atmosfera che era esplosa dopo questo episodio, che raramente si vede sul campo di basket. Sul basket non succede mai, questo era stato un episodio. Tra l'altro questo qui si era fatto reso protagonista di un episodio brutto a Sassari anche. A un certo punto era in prima fila nelle poltroncine riservate agli ospiti, perché era stato anche in mezzo dirigente, sponsor, e a un certo punto tira fuori il coltello così, si mette a affettare, e è arrivata la polizia e ha detto Ciccio, i coltelli di quelle dimensioni lasciali da altre parti. Sì, ma era stato comunque considerato una serie di 7 partite, con 4 tempi supplementari, con partite ogni 2 giorni andando su e giù da Reggio Emilia. È un miracolo che non sia successo niente di grave, poi resta questa gioia immensa di quegli ultimi, se vi ricordate, gli ultimi 5 secondi rimessa data alla Dinamo, il VAR lo dà, come si chiamava allora, lo dà invece a una cosa, e l'ultimo tiro con la Dinamo avanti di 2 lo tira direttamente, se avesse vinto, ma ti racconto un altro piccolo retroscena. L'anno dopo siamo tornati a Reggio Emilia per il campionato e dei colleghi di Reggio Emilia, che mi chiedevano come andava la Dinamo, ho detto beh, quest'anno sta andando male, era saltato Meo, insomma un sacco di problemi, e loro mi hanno detto noi saremmo stati disposti a retrocedere l'anno dopo pur di vincere quello scudetto, perché quello scudetto lo vinci, poi se retrocedi non succede niente, quindi quelle sono cose che lo vediamo col Cagliari Calcio, sono passati 54 anni e ne parliamo ancora come se fosse successo ieri. Hai nominato il Cagliari e da poco purtroppo c'è stata la scomparsa di Gigi Riva e io non l'ho vissuto perché chiaramente non ero ancora nato, l'ho vissuto dai racconti di mio padre. Tu hai avuto la fortuna di viverlo come giornalista ma anche come amico. Sì, amico forse è una parola grossa, però certo ci siamo frequentati per tantissimi anni ed è stata ci sono 2 cose che mi sono rimaste impresse di Gigi proprio nei giorni dolorosi della sua scomparsa. Il primo è che quando si è diffusa la voce io ho capito come la gente della penisola, gli italiani, i continentali avessero capito che cosa era Gigi Riva per noi, perché io ho ricevuto tantissimi messaggi sul cellulare o telefonate di gente che mi faceva le condoglianze come se fosse mio padre, mio fratello, mia madre, una persona molto cara. Quindi questa cosa qui mi ha fatto capire che condoglianze, ci siamo vicini, ti abbracciamo, cioè sì, certo era un lutto, però ho capito questo. La seconda cosa che secondo me è anche passata un po' inosservata è che ci sono tante persone che sono venute in Sardegna per sport, per lavoro, per amore. Una di queste è mia madre che era toscana, e mia madre quando stava arrivando capiva che stava per arrivare il suo momento, diceva però quando tiro il calzino riportatemi in Toscana perché quella è la mia terra. Invece Gigi è rimasto qui e tu ti accorgi dell'affetto che una persona ha nei confronti di una terra non da vivo ma quando muore, e lui è voluto rimanere qui. Questa è una cosa che a me personalmente mi ha colpito molto, perché non mi sarei né stupito né offeso se lui avesse deciso di farsi seppellire nella sua leggione. Invece lui è voluto rimanere qui e quello è stato secondo me l'atto d'amore più grande che lui ha fatto, cioè ha detto io voglio riposare qui tutta la vita. Poi Gigi è stato un ragazzo simpatico, arguto, diceva delle cose bellissime e simpaticissime. Una volta l'avevo chiamato durante gli europei di calcio con Zof CT in Belgio e Olanda e gli avevo detto ciao Gigi, sì, sono qui con Dino, scusa ti ho disturbato? No, mi ha detto buongiorno stamattina, mi dirà buonanotte prima di andare a letto. Non era famoso però era anche un'epoca in cui il silenzio anche aveva un significato. E l'altra è una risposta molto arguta, intelligente, che ti dà l'idea di quale fosse lo spessore umano di questo ragazzo. Io ho detto una volta, ma tu sei andato a 5 km dal confine con la Svizzera,
Tant'è vero che lui raccontava sempre che faceva il contrabbandiere, da piccolino andava in Svizzera a rubare il cioccolato, a comprare il cioccolato per pagare. Com'è possibile che tu sia diventato così meridionale, così sudista, così terrone? E lui aveva detto, Nando, uno come me, che nasce a 5 km a sud della Svizzera, è già un meridionale. E questa frase che sarebbe piaciuta, credo, ad Antonio Gramsci, ci dà l'idea proprio anche di quale fosse lo spessore umano di questo uomo straordinario. Perché mi ricordo quando era morto Agnelli, io avevo chiesto, ma tu lo conoscevi? Io ho detto sì, l'ho conosciuto una volta sola, in un albergo di Torino, in gran segreto, era venuto lui personalmente a convincermi di andare alla Juventus. E l'incontro mi era durato poco, eravamo io e lui, non c'era dirigenti, procuratori, niente. E mi aveva detto, lei rima quanto guadagna a Cagliari. E io gli avevo detto la cifra, e lui mi aveva fatto così. Cioè lui aveva moltiplicato quella cifra per 4. Se Gigi rilancia 8, chiudono a 6. Quindi se Gigi, che era ben pagato, per carità, metti che fosse 100, voleva dire 400. Se oggi sei a 3 ti stanno offrendo 12, se a 3 milioni di euro te ne stanno offrendo 15. E lì l'avvocato, e lui gli aveva detto all'avvocato, guardi, non c'è cifra, e la trattativa era finita lì. E questo è quello che la gente ricorda di Gigi. Perché come abbiamo sempre detto, proprio una volta, il giorno che Meo e Gigi si erano incontrati, c'erano tanti bambini in quella piazza che a cominciato a arrivare Gigi erano andati incontro, e Meo aveva detto una cosa giustissima, non erano neanche nati i loro genitori quando Gigi aveva vinto lo scudetto, eppure i bambini di una scuola, che ovviamente erano lì in visita al giornale, erano rimasti affascinati da questo ragazzo, perché come l'Iliade dell'Odissea, cioè sono racconti che si tramandano. Anche perché la verità, io come testimonianza personale, non avendolo visto giocare, però avendo un padre tifoso, le sue gesta le ho viste nelle videocassette. Probabilmente conosco molto più i gol di Gigi Riva di attaccanti magari che ho vissuto, che ho visto sì, a 15 anni. Una cosa che lui diceva sempre, quando c'era qualcuno che faceva dei gol in rovesciata, e lui, io non sono un grande esperto di calcio, ma l'aveva fatto notare, dice: molti fanno il gol in rovesciata con la palla che ti viene incontro. Niente, è facilissimo. Lui la famosa rovesciata di Vicenza l'aveva fatta con la palla in uscita. Lui a 2 metri da terra aveva agganciata la palla in uscita. Io ogni gol così, infatti lui di questo era molto fiero. E poi lui aveva un'altra cosa che lo rendeva anche qui molto bello come persona. Quando gli avevo chiesto nota nel terzo gol famoso alla Germania Est a Napoli, quello il tuffo, sai cosa aveva detto lui? Sì, ma era il gol del 3-0, la partita era vinta, cioè lui il gol gli pesava. Infatti, prendendo spunto da questo, Gigi aveva segnato 35 gol in 42 partite con la nazionale. Ma se tu togli i gol in amichevole, siamo a 25 su 27. Cioè nelle partite ufficiali, tutte mondiali, europei o qualificazioni, stiamo parlando di uno che faceva un gol in una partita e poi c'è dietro tutta una storia di una Sardegna che era uno scoglio. La Sardegna a metà degli anni 60, prima che arrivasse Gigi, e aveva detto anche la Cacca, la Sardegna era uno scoglio. Gigi ha fatto diventare isola uno scoglio. Oltretutto il record ancora imbattuto, nonostante, ma neanche, non solo come percentuale di gol in partite giocate, proprio il numero assoluto di gol. Adesso non ricordo a mente chi sia il secondo, però... Il secondo forse Del Piero. Deve essere Del Piero. Però lui era veramente di un altro livello. E forse quello che non è mai uscito abbastanza, se non adesso che è venuto a mancare, è anche il ruolo che lui aveva in nazionale, perché ho visto una foto stupenda dei mondiali del 94, dove la prima persona che è andata a consolare Roberto Baggio per il rigore fallito era lui. Era amatissimo da diverse generazioni di calciatori, tutti di assoluto prestigio, che dipendevano dalle sue labbra, nel senso che lui è stato veramente un leader. Infatti lui credo che sia uscito dalla nazionale quando ha incominciato a essere meno, un po' più stanco, diciamo, complessivamente. Però lui la nazionale proprio ce l'aveva nel cuore. Cioè lui, come dire, il Cagliari, sicuramente il Cagliari è tifoso, cioè del Cagliari lui ha tifato fino alla fine, cioè lui soffriva esattamente e risultava come un grande era conosciuto. Oltretutto, rimanendo alla nazionale, al suo rapporto con tantissimi giocatori, in tutte le biografie mi viene in mente
Totti, le interviste di Buffon lo citano tutti come esempio di persona, ce lo vantano. Ricordo adesso il libro di Totti racconta un episodio ai mondiali finiti nel 2006, dopo i mondiali, che lui si rifiutò di andare dai politici perché ha detto di impedire che i politici salissero sul famoso carro dei vincitori, mai come quella volta era così, e lui era sceso che se salvano. Sai, alla vigilia del mondiale in Italia c'era stato il calcio scommesse e addirittura molti politici avevano detto no, ritiriamo la squadra, non siamo in Germania a fare una figuraccia. E lui al momento del trionfo, quando i fuori imperiali il pullman stava per andare, come aveva visto salire alcune di quelle persone, l'ha preso da scendere. Ma Gigi è fatto così, cioè anche gli ultimi atti della sua vita, ai cardiologi che l'avevano ricoverato perché aveva avuto l'infarto, quando ha detto la operiamo, no. Ma poi c'è un'altra cosa secondo me che è bella di Gigi. Qualche giorno dopo il funerale ho incontrato per caso, per via di Cagliari, ma la cosa capita spesso, i due figli di Gigi, Nicola e Mauro, che io conosco da tanti anni. E gli ho detto proprio questo. Solitamente i figli delle persone molto famose, immagino anche ricche, così popolari, scusate il termine, sono dei perfetti coglioni. Invece i figli di Gigi sono dei ragazzi meravigliosi. Due ragazzi per bene, due ragazzi che fanno un lavoro normale, che non girano con le spider, andando in giro. Sono due ragazzi molto per bene, e questo ti fa capire ancora di più quanto fosse per bene Gigi e l'educazione che ha dato a questi due ragazzi, Nicola. Per dare forza a quello che dici, ti stavo per fare questa domanda, non dico sorpreso, mi ha colpito, o per caso, sai, adesso le nuove generazioni smanettano sui social, e per pura occasione, io non sapevo che avesse una nipotina, sono capitato sono capitato sul profilo social di una delle sue nipoti, penso la più grande, e mi ha colpito quello che ha scritto, perché mi ha riportato alla realtà. Noi l'abbiamo sempre visto come un grande campione, quasi tutta l'Italia, il mondo l'ha visto come un grande calciatore, e lei ha concluso, adesso non ricordo esattamente le parole, ma quello che mi ha colpito, ha detto eri mio nonno. Cioè lei l'ha riportato alla dimensione umana, alla fine per tutti eri un idolo, per me era semplicemente mio nonno. Virginia, così si chiama questa bambina, che avrà anche 25 anni, credo più di 20 anni, era stata la prima nipotina ed era nata in un momento già difficile per Gigi, sappiamo tutti la depressione che l'aveva colpito in quegli anni, e Virginia gli aveva dato anche la nascita di questa nipotina. Poi sono nati altri quattro figli, quattro nipoti, tutte femminucce, quindi il sogno che aveva forse anche lui di avere un Luigi Riva, anche perché c'è un episodio curioso. Io ero andato a Leggiuno a raccontare, quando lui aveva compiuto 60 anni, ero andato a fare questo reportage da Leggiuno, dove lui è nato, e raccontare un po' le radici di questo piccolo comune sul Lago Maggiore. Ed ero andato anche in cimitero a vedere un po' così, e quando poi l'ho chiamato da Leggiuno, lui non credeva neanche che fosse a Leggiuno, e a un certo punto gli ho detto sono andato anche in cimitero, e lui mi ha detto io non ci vado mai in cimitero. E io lo so perché non ci vai mai, perché il cimitero di Leggiuno, a Leggiuno si chiamano tutti Riva, intanto bar Riva, ristorante Riva, tutto, perché vedete il cognome. Il cimitero di Leggiuno, come tu entri, la prima tomba che vedi è di Luigi Riva, che doveva essere chissà chi, e quindi dice io ogni volta che vado lì vedo il mio nome su quella bara. E lui aveva questa capacità di farti ridere, ma al tempo stesso di avere dei tempi tecnici televisivi pazzeschi. Quando c'era stato l'anniversario di Italia-Germania Ovest 4-3, di 30 anni, 40, decidiamo di fare un pezzo, a giornale di far raccontare a lui, e io decido di raccontare la vigilia, anziché quello che è successo quel giorno, che sappiamo tutti. E quindi costruisco il servizio sulla vigilia, questa vigilia, che area c'era, quindi faccio Gigi, ma voi cosa avete fatto? Io avevo preparato questa domanda tutta la notte sveglia, cosa avete fatto il giorno prima di quella partita? Le valigie. Fine dell'intervista. Cioè loro erano talmente convinti che la Germania Ovest li avrebbe massacrati, perché loro litigavano anche, se c'era qualche problema, la valigia. Oppure un altro episodio che riguarda un altro grande allenatore che non ho conosciuto professionalmente, che era Mario Scopigno,
di cui si conoscono tanti episodi, no? La famosa partita al poker, le frasi dette all'amica sportiva, ma quando era morto il povero Mario Martiradonna, scoprì era morto già da tanti anni, io vado subito in camera mortuaria all'oncologico, che è stato poche decine di metri da casa mia, quindi si è arrivato subito, e io avevo già trovato tutti i suoi vecchi compagni, quindi c'era questa solidarietà tra loro pazzesca. A un certo punto Gigi racconta questo con un tono di tristezza, però anche quasi di piacere, dice: ma vi ricordate, ricordando Martiradonna, della volta che giocavamo col Milan nell'anno dello scudetto e Scoppigno aveva deciso di far marcare Rivera da Martiradonna, però non sapeva come dirglielo, perché Rivera era il Golden Boy, pallone d'oro, era poi stato uno dei primi calciatori anche a finire nella cronaca rosa, e Mario invece era una persona umile nel senso più nobile del termine. E allora sai cosa aveva fatto? Facendo il discorsetto pre-partita, ha detto e tu Mario, oggi Mario tu marchi il numero 10. Aveva detto il nome, gli aveva dato il numero di targa. E questo episodio, secondo me, anche questo ti fa capire quale fosse l'atmosfera dell'epoca e chi fosse Scoppigno, è stato il personaggio eccezionale. Mi è venuto in mente, te lo stavo per chiedere qualcosa su Scoppigno, perché la cronaca che ho vissuto io, non avendo appunto vissuto quei tempi, ha restituito sempre lo Scoppigno simpatico, però quasi il Cagliari ha vinto lo scudetto perché era una grande squadra, ma lui non l'hanno mai forse valorizzato abbastanza come tecnico, ma ne hanno sempre raccontato magari... Sì, gli aspetti folcloristici. Beh, lui aveva subito il primo esonero perché il Cagliari era andato negli Stati Uniti per una tournée e aveva fatto pipì nel giardino dell'ambasciata italiana, quindi era stato... poi sì, insomma, è stato forse anche un po' dimenticato, però sai, viviamo anche in un'epoca in cui si dimentica molto, ma lui era un personaggio, un amante delle belle arti, dei quadri, uno che collezionava opere d'arte, era una persona sarcastica. Oggi io credo, nelle TV di oggi, o lo inviti sempre o non lo inviti mai, perché una volta che apriva bocca diceva sì. però l'affetto che Riva e i suoi compagni avevano nei suoi confronti era straordinario, perché lui, tra l'altro, ripeto, non capisco poco di calcio, però Riva proprio una volta mi aveva spiegato il loro modulo di gioco, e grazie al modulo di gioco il Cagliari giocava in 12, perché Pierluigi Cera giocava dietro i difensori quando subivano, ma quando il Cagliari attaccava si metteva davanti, e poi... Quindi era già moderno. Era molto moderno, facevano questa zona mista con Nicolai, che quando non faceva autogol e Martiradonna marcavano le due punte o i due attaccanti, e poi c'era questo centrocampo fantastico, e poi questa prima fila Domenghini, Nenegori, Grati e Riva, che ragazzi è una filastrocca meravigliosa. Sì, su quelle formazioni che chi ha vissuto quell'epoca sì, conosciamo i nomi. Sacchetti. Adesso qual è la formazione dell'Inter che ha vinto lo scudetto? Chi lo sa? Cioè, sì, da un anno all'altro. Adesso li abbiamo nominate parlando delle nipoti di Riva. Prima, quando chiacchieravamo, mi hai accennato un aneddoto su un arbitro donna. Sì. Da poco in Inter Sassuolo, per la prima volta nella storia della Serie A, abbiamo avuto una terna completamente al femminile. Non si sono scatenate. È stata accettata con un certo difficoltà, cioè adesso tu pensa cosa era stato a metà degli anni '80, quando Valeria Vigini, la ragazza di Cagliari, era stata la prima arbitra donna della Sardegna, era brava, anche il fratello arbitrava, più grande, e lei arbitrava anche a livello interregionale, e una volta una partita nell'Alto Lazio, in Campania, da quelle parti, un imbecille aveva tirato un fustino di detersivo dalla tribuna. La cosa inizialmente può anche strapparti un sorriso, poi invece è un gesto della volgarità, cioè gli ha detto bella, i piatti, levati dai piedi. E lei, la cosa che poi mi aveva raccontato lei, che però a fine gara quel tifoso era andato con un mazzo di fiori o con un fiore a porta via, però era stato quello un segnale rivoluzionario, così come la Stefania Bazzuni di Sassari e Carla Tola Cagliari sono state le prime donne ad allenare squadre di uomini in campionati interregionali, e c'era stata questa battuta, non mi ricordo chi me l'avesse detto, forse proprio Carla Tola, ha detto: ma che differenza c'è?
E lei mi ha detto una sola, che prima di entrare allo spogliatoio devi bussare la porta, se no ti trovi 12 uomini nudi tutti assieme e non è il massimo. Dipende. L'episodio del fustino mi hai fatto ricordare quando l'Olbia è stata acquistata dal presidente Marino, che ha vinto il campionato. La prima partita della nuova gestione, sai, arrivano i nuovi proprietari, cambiano un po', e si sa che nello sport alcuni sono molto scaramantici. Io ricordo la mia prima partita da inviato, ero seduto in tribuna stampa e vedo un signore che all'epoca era lo speaker storico dell'Olbia, che arriva con una busta bianca, però l'ho vista lì, non sapevo cosa fosse. Quando l'arbitro ha fischiato l'inizio, lui ha preso un pacco di sale da mezzo chilo e l'ha tirato in campo, sai, quando c'è il fischio d'inizio il guardialine sta esattamente sulla linea centrocampo. Questo pacco di sale si è disintegrato a 1 metro dal guardialine, tant'è che io sono rimasto così, l'ha detto stampa di allora, gli ha detto, questi facciamo, porta bene perché dobbiamo, quindi... Sì, no, ci sono tantissime aneddoti legati alle superstizioni, cioè, perché ogni calciatore, ogni sportivo ha delle sue superstizioni, e questo però è un argomento che è meglio lasciare. Il tutto per, visto che abbiamo parlato di superstizioni, introdurre un personaggio legatissimo al Cagliari, è stato il presidente Cellino, che lui per la scaramanzia era capace di tutto. Hai qualche Lui ha distrutto il prato del Sant'Elia rovesciando tonnellate di sale. Lui, se la partita era il venerdì 17, cercava di rinviarlo, oppure aveva obbligato tutti i tifosi ad entrare in tribuna con una maglietta viola, perché aveva detto venerdì 17 maglia viola sono le cose che portano sfiga, però se le metti assieme si annullano l'un l'altro. Ma un episodio bellissimo era stato durante una partita con la Juventus, mi pare lì in tribuna stampa, dove uno degli uomini più potenti di Cagliari, anzi il bando degli uomini più potenti di Cagliari, all'epoca era in tribuna della partita, il Cagliari stava vincendo 1-0, stava pareggiando, comunque stava strappando. E a un certo punto, 5 minuti alla fine, questa coppia di padre e figlio, persone potentissime a Cagliari, si alzano in piedi e se ne vanno. E lui, come li vede alzarsi, comincia a stare seduti lì, nessuno si muove finché non prendono finisce la materia. E questi due, che se volevano si compravano il Cagliari in 5 volte, però tornati e si erano seduti in aspettare il 90° minuto, perché lui era così, insomma. Lui aveva fatto una cosa allucinante, il primo anno in Serie B forse, con un nuovo allenatore, Tesser può essere, prima quello del campionato a Siena. Esatto. Lui il giorno prima della partita, in un albergo di Siena, vediamo se lei è un uomo fortunato, signor Tesser. Cioè, se vince, ok, se domani perde, va via, va perso. Perso con Papera di Carini, arrivato però io ricordo l'anno in cui aveva deciso di esonerare Radice il giorno prima dell'inizio del campionato. Cagliari giocava quel giorno a Bologna, io ero lì contro l'Atalanta però che aveva il campo squalificato il Camponetto, e l'aveva esonerato Radice la notte, però il giorno dopo Radice si presenta ugualmente in campo, perché il regolamento allora prevedeva che anche se giocavi, allenavi, poi potevi giocare in un'altra squadra, poi il regolamento, se questo adesso te lo impedisce. E quindi tutti i giornalisti d'Italia erano venuti a Bologna a vedere questa partita, che aveva perso 4-1, 4-2, si aveva preso una bella legnata. E a fine partita tutti che continuavano a smentire questa cosa qui, invece Radice era stato esonerato perché secondo Cellino aveva fatto chissà quali ragionamenti, sì, portava sfiga. Beh, allo stadio mancava la fila numero 17, cioè la 16 e la 16 bis. 16 bis, esatto, sì. Però questo anche nel mondo dell'automobilismo, sì. Formula 1 le vetture sono 16, 18, quindi insomma non è Io ricordo che il primo anno che ha acquistato la società Giulini, era Cellino, il 17 sono stati introdotti numeri non più i classici dall'1 all'11, 17, forse il primo anno l'aveva Modesto, François Modesto, sì, e gli aveva costretto a non prendere. Sì. Poi mai più preso, arriva il nuovo presidente, nuova gestione, prende il 17 Farias, il Cagliari retrocede. Sì, no, ma vuol dire queste cose uno non ci crede, però è meglio crederci, perché io vivendo per tanti anni in quel mondo mi sono reso conto che ci sono delle cose che sono inspiegabili. D'altronde
la sfiga ci vede benissimo, e Cellino è sempre stato così, mentre Giulino mi sembra un pochino più aristocratico, ecco, non è così. Io ricordo gli anni l'anno della Coppa UEFA. Che tu hai seguito da inviato. Sì, seguito da inviato, anzi peggio, perché a me mi mandavano una settimana prima per raccontare, quindi io ero finito nella Bucarest del dopo Ceausescu, che non era il massimo dell'ospitalità, la famosa trasferta di Trabzon, dove succedeva di tutto, insomma, erano partite, anche lì c'era stato, noi eravamo arrabbiatissimi perché in quell'epoca c'era la Coppa dei Campioni che faceva solo la prima, tutte le altre squadre facevano Coppa UEFA, quindi tu in Coppa UEFA, se Real Madrid vinceva il campionato, tu c'avevi in Coppa UEFA il Barcellona, o Atletico Madrid, se vinceva il Liverpool c'avevi, che adesso, e noi abbiamo sperato per anni, per mesi, di trovarci di fronte una squadra inglese famosa, invece la nostra Coppa UEFA è stata Dinamo Bucarest, Trabzon è lì in questo posto incredibile, una squadra belga, poi Juventus e Inter, quindi due squadre italiane, quindi abbiamo aspettato per anni una rivincita, cioè noi eravamo pronti anche a farne una, però con l'Arsenal, nello stadio inglese, con Chelsea, che adesso invece altra cosa. E Cellino in quegli anni lì aveva dato il meglio di sé, perché non si possono raccontare, ma negli alberghi di cosa, con tutti gli inviati e tutti i tifosi al seguito ne abbiamo viste di tutti i colori, però quel Cagliari per poco vince la Coppa UEFA, non dimentichiamoci. Rimanendo al Cagliari, adesso l'allenatore è una vecchia conoscenza, non ti chiedo del Ranieri attuale perché comunque ce lo raccontano un po' in tutte le salse, qualche ricordo del... Il ricordo primo che ho è che la società Torino Ru, il compianto mi chiama al giornale e dice: il nuovo allenatore è Claudio Ranieri, che nessuno conosceva, allenava Campiana, Putiolana, e al giornale mi ha detto: vedi un po' se riesci a intervistarlo. Siamo nell'88, non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era niente. Io l'unica traccia che avevo era il fatto che il padre di Ranieri avesse una macelleria a Trastevere, quindi avevo chiamato la macelleria di Trastevere, ma facendomi dare il numero da un mio amico sardo che viveva a Roma, che aveva preso l'elenco telefonico, aveva trovato Ranieri Mario, mi pare, macelleria, e quindi avevo chiamato lui mi aveva dato il numero di casa, e solo così ero riuscito avventurosamente a parlare con Ranieri. E così fa capire che quando è allenato Claudio la prima volta era un altro mondo, un'altra epoca, e lui però aveva capito, noi avevamo capito subito che lui aveva fatto strada, e lui aveva capito subito che quella squadra che allenava in Serie C, come aveva detto, aveva raccontato alla moglie e poi ci aveva raccontato era una Ferrari, e lui è arrivato e adesso ci sta regalando queste emozioni bellissime. Io ricordo che ero andato anche a Londra a intervistarlo quando lui allenava il Chelsea, e anche lì una cosa che mi aveva colpito, al di là dell'aspetto giornalistico, è che io ero arrivato al campo di allenamento, dove avevo appuntamento con lui perché l'avevo chiamato il giorno prima, o lui o Zola, e al campo di allenamento del Chelsea c'era una scritta: people like Andrew Request don't cross this line, cioè il pubblico, i tifosi sono pregati di non superare questa linea. C'erano tutti i tifosi, nessuno oltre la linea. Io ero stato l'unico a sorpassare la linea. Hey man, where are you going? Cioè, c'erano i tifosi davanti con me, cioè, anche questo mi aveva fatto capire qual era il modo di vivere il calcio interno, con Zola che mi aveva raccontato che lui faceva la fila alle poste, che si lavava la maglietta a casa, che cioè, era tutto un modo diverso da quello un po' troppo divistico che forse abbiamo adesso in Italia. Ecco, hai nominato Zola, cosa mi puoi dire su di lui? Sai, ci sono delle cose che non so se succedono da altre parti, se non vuoi fare dello sciovinismo a basso, però Zola è venuto a giocare a Cagliari e tutti questo lo ricordiamo, ma il Cagliari è quella della Serie B. E Zola era un giocatore ancora di interesse internazionale, esattamente come anche poi come lo stesso Ranieri, lo stesso Matteoli è venuto a giocare in Serie A col Cagliari, una squadra tutta da inventare, tutta da fare, e invece poi è una squadra così, quindi probabilmente il legame che si crea è forte, e io credo che il nostro caro amico Gigi Riva in tutte queste operazioni abbia sempre avuto importanza, perché molta gente ha identificato il Cagliari con lui per tanti anni, il fatto di venire a giocare da sardi comunque da persone nel Cagliari ha avuto la sua importanza. Io ricordo Zola, adesso prima ho parlato della mia generazione di giovani, quando è arrivato Zola io ero un ragazzino e lessi la notizia su Televideo. Ricordo all'epoca internet era proprio all'inizio, non c'erano i siti di informazione sportiva,
quindi la prima cosa si guardava il televideo e c'era una pagina dedicata alle squadre, se non ricordo male il Cagliari era il 253. Ho letto Zola al Cagliari, ma pensavo fosse una fesseria, perché nessuno all'epoca ci credeva, oltretutto con un presidente un po' vulcanico come Cellino. E di fronte a una cosa del genere, come quando era venuto Francescoli, cioè che, tra l'altro lì c'era una curiosità che costava molto Francescoli, però gli Orru mi avevano confessato anni dopo che Francescoli, che era stato mandato via dal Paris Saint-Germain, dall'Olympique Marsiglia, perché avevano preso un talento jugoslavo, Stojkovic, qualcosa del genere, che sembrava un fuoriclasse, invece poi non ha fatto grande carriera, quindi Francescoli era stato trovato sul mercato da un giorno all'altro, aveva accettato di venire a Cagliari, però a patto che lo pagassero in dollari. E gli Orru, che erano stati uomini fortunati per tante cose, anche io ho dimostrato fortuna perché quell'anno il dollaro era crollato rispetto alla lira, cosa che in 3 millenni è Non era mai successo. E quindi dice, però ho pagato meno perché, però voglio dire, quando tu ti trovi allo stadio, Francescoli e Matteoli, la stessa squadra, era il mio dream team, cioè io avevo 2 idoli all'epoca, 30 e passati fa, Francescoli e Matteoli, ce li siamo trovati assieme, una squadra che non a caso poteva vincere la Coppa UEFA, insomma, era arrivata a un passo dalla finale, aveva perso con l'Inter, quella finale col Salisburgo, che probabilmente non era una squadra come ecco. Certo. Adesso ti chiedo, qual è stato secondo te sia del Cagliari che della Dinamo il giocatore che hai ammirato di più, che non per forza è più forte, quello che ti ha Del Cagliari vuol dire chi è il secondo, Chi è il perché il secondo? primo è quello. Beh, per esempio devo dire che Matteoli è un ragazzo, ci siamo rivisti da poco, in Federcalcio hanno organizzato una cerimonia per festeggiare il 12 aprile l'anno dello scudetto, e c'erano molti giocatori di quello scudetto, ma anche giocatori del Cagliari più recente, come appunto Arrodugò, come lo chiamavano allora Matteoli, ma è una persona che ho apprezzato molto per la sua onestà, perché devi sapere che l'anno prima che Cagliari vincesse aveva fatto un tentativo per portare Matteoli in Serie B. Io non mi ricordo come, comunque sempre linee telefoniche ufficiali, i cellulari ancora non c'erano. Io l'avevo chiamato, lui viveva a Como, mi pare, da quelle parti, e lui era stato molto sincero con me, noi non ci conoscevamo neanche. Mi ha detto no, Cagliari in Serie B, però se viene in Serie A vengo. L'anno dopo quindi Matteoli sicuramente, poi con quei ragazzi dello scudetto, che oggi sono persone di 80 anni e passa, perché al funerale di Gigi ho visto Reginato del 36, cioè ha 88 anni, Ricciotti Grazia del 39, c'ha 85, però sono persone che sono entrate nella mia generazione, era convinta di essere sfigata, perché eravamo ragazzi di 16 anni, vivevamo in questo scoglio in mezzo al Mediterraneo, pensavamo che tutto il resto fosse, invece loro, ma anche il Brill, i successi del Brill contro Milano, contro Varese, la Serie A, il scudetto, ci hanno fatto capire che potevamo uscire dall'anonimato, da una terra al sud, e però io li ho sempre ringraziati di questo, cioè voi ci avete trasmesso un'energia per sentirci meno sfigati di quello che eravamo all'epoca, e quindi quelle vittorie sportive hanno rappresentato un grande significato sociale, perché aveva dimostrato che anche la Sardegna poteva vincere nello sport, ma anche nella vita, nello studio, nella politica, nel lavoro, ecco. Quello è il segnale più forte che io conservo di quella generazione di ragazzi come me nati a metà degli anni 50, che negli anni 70 si ritrovano alle 3 del pomeriggio al Sant'Elia a vedere il Cagliari che batte la Juve, poi dovessero attraversare un ponticello che non è quello di adesso, bellissimo, era un ponticello molto pericoloso, e andare al palazzetto a vedere il Brick che batteva l'Ignis, cioè è stata un'epoca da quel punto di vista molto formativa anche sul punto della personalità di ognuno di noi. E invece della Dinamo il giocatore che più ti ha... Insomma, la figura di Mio Sacchetti è stata sicuramente dominante. Se parliamo di giocatore, io credo che Travis Diner sia per tanti anni ancora, e te lo spiego con un aneddoto velocissimo. Una volta parlando a Sassari con uno,
non so il discorso che ho avuto su Trevis, che era un tifoso, perché d'altronde con Trevis abbiamo vinto lo scudetto, mi aveva detto lui. E io ho detto, guarda, lo scudetto l'avete vinto con Jerome Dyson. Ah no, Nando, stai sbagliando. No, l'ho detto prima anch'io, talmente. Sì, c'è molta gente che è convinta, cioè che nell'immaginario collettivo, più passano gli anni, più si fa un po' di confusione con i ricordi, molta gente è convinta perché Trevis è rimasto lì 4 anni, perché era un fuori classe, perché poi era anche, cioè, Peperino, cioè, a parte l'episodio Rebeo ci ha raccontato episodi che quando lo cambiavano prendeva a calci le bottigliette d'acqua. Una volta mi aveva tolto il saluto per un mese perché avevamo perso la partita, secondo lui per colpa mia, c'era un bel Peperino, però era fuori classe, ragazzi. Quindi io ricordo quando ero andato via, io mi ricordo era a Siena, la Dinamo aveva vinto a Siena, contro il Siena di allora. Io a fine partita ero rimasto, mi ero intrattenuto con Trevis a parlare per ringraziare, ma poi lui siamo venuti in mente un altro episodio a Venezia, una volta il fischio l'infrazione di passi, credo che l'avesse fatta 3 volte in vita sua, alle medie, al college, e lui era furibondo per questo. A fine partita si era avvicinato a me, ad Andrea Sini, che avevamo anche un video dove c'era la partita, e ci aveva chiesto, ma io no, Trevis non erano passi, lui era furibondo. E lì, sempre quel giorno a Siena, per farti capire anche qual è la personalità, l'intelligenza degli allenatori, io entro in sala stampa un po' tardi dopo la partita perché mi ero trattenuto a parlare con Meo e con Trevis, e come entro in tribuna stampa dove c'era la conferenza stampa di noi, c'era Meo seduto così e tutti zitti. Io non capisco chi siete, lui mi fa, tu sei Nando Mura per caso? Io ho detto sì, perché Meo ha detto che non comincia la conferenza finché non arriva Nando Mura. Cioè queste cose ti fanno sentire importante, responsabilità. E lui era così, capisci? Aveva questa capacità di saper motivare la gente, saperla farla sentire importante. Oltretutto hai nominato Meo, personaggio assolutamente nella storia della Dinamo, e l'abbiamo visto anche da poco che è tornato al palazzetto. Potrà allenare qualsiasi squadra ogni volta che tornerà a Sassari. Sì, Meo ha vinto lo scudetto con Sassari. Sassari non è capoluogo di regione, capoluogo di provincia, è una terra non ricchissima, capisci? Cioè, che ti posso dire, Montegranaro c'ha le scarpe, quegli altri hanno altre cose, ci sono delle biella, c'ha i tessuti, cioè ci sono varie realtà minori che però avevano dietro invece Sassari. E invece lui, grazie naturalmente alla famiglia Mele prima e Stefano Sandra poi, è stata creata una delle realtà più belle degli ultimi 15 anni. Cioè, quest'anno tutti quanti hanno detto che la Dinamo ha fatto il suo peggior campionato, ma il peggior campionato della Dinamo è stato quello in cui non ha fatto i playoff per differenza canestri. Cioè, e quest'anno se retrocesse Pesaro, che ha vinto gli scudetti, stava per retrocedere Varese, che è nella storia del mondo. Quindi quello che ha fatto la Dinamo è sempre, infatti noi abbiamo sempre detto l'importante è rimanere in Serie A. Poi un anno ti può andare male, un anno fai i playoff, un anno no, un anno fai una finale magari la perdi anche, però la Dinamo di Stefano Sardara, tanto di cappello. Cioè. Anche perché è l'unica squadra sarda, se non ricordo male, ad aver vinto un trofeo europeo. Può essere, forse non l'unica. Forse, però certo, forse proprio nella pallacanestro, una squadra di basket in carrozzina, se non ricordo male, di Sassari, però certo, poi sai, senza offendere nessuno, ci sono scudetti e scudetti, cioè se tu vinci uno scudetto nel basket o nella pallavolo è diverso che vincere altre discipline meno. E poi, voglio dire, la Dinamo aveva eliminato Milano in semifinale, aveva battuto quella Reggio Emilia che era uno squadrone, non dimentichiamo, cioè aveva fatto un campionato aveva vinto tutte, come dicevamo prima, da allora non ha vinto più né triplette, non l'ha fatto più nessuno. Poi sai, è stata un'epoca, perché a quell'epoca lì sono legate anche le figure di Brian Sacchetti. Ecco, una frase molto bella che Gigi aveva detto di Meo, dice: è un grande allenatore perché allena il figlio, ha nella squadra il figlio, e lì c'è un altro aneddoto meraviglioso che tempo fa, parlando con dei dirigenti della Dinamo, cioè all'epoca, gli ho detto: ma come reagiscono i giocatori, tutti quelli americani, sapendo che in squadra, nello spogliatoio, nudi sotto la doccia, c'hanno il figlio allenatore? La risposta era stata meravigliosa, che abbiamo detto:
secondo me qualcuno non ha neanche capito che Brian è figlio, e questo comunque ti fa capire che è proprio l'atteggiamento e poi mi è venuto in mente un altro dirigente e accompagnatore dello Stato della Dinamo, che era uno della Valdossola, della Valtellina, che era venuto a Cagliari a giocare a 6 Sardegna, e un giorno tornando da una trasferta, successo proprio i giorni dell'alluvione che c'era stata qui anche soprattutto a Olbia, noi stavamo partendo da Bologna, stavamo cercando di atterrare in Sardegna, ma non riuscivamo a atterrare. Bologna, Cagliari, niente, Alghero chiuso, andiamo a Olbia chiuso, torniamo a Roma aperto, però nel frattempo avevamo aperto Cagliari, quindi siamo tornati e abbiamo fatto questo viaggio. E questo qui che mi aveva detto quella frase era agitatissimo. Io per stemperare gli avevo detto: ma lei che viene dalle montagne, però sei così paura dell'aereo, viaggia in nave. E lui si è detto: no, della nave, ho più paura dell'aereo, e ti dico una cosa del genere, non l'ho mai sentita uno che ha più paura, perché essendo nato lì, salire su una nave in mezzo al mare così mi metteva ancora più ansia. Visto che ci avviamo praticamente alla conclusione, adesso ti chiedo altre due cose. Uno, mi ha fatto sorridere da poco, lo raccontavo anche agli amici, un post sul tuo blog dove racconti di un arresto per traffico internazionale di eroina, sì. L'ho letto e mi ha strappato il sorriso, mi piacerebbe. Io nell'82 non ero ancora sposato, vivevo con i miei genitori, ero già un giornalista però a tutti gli effetti, collaboravo con l'Unione Lavoratori Privati, e la mattina sono venuti a mettermi le manette ai polsi e a portarmi in carcere con l'accusa di essere un trafficante internazionale di eroina. E io ho questa sfortuna di avere un omonimo, un ragazzo come me, che si chiama così, nato proprio anche in quell'anno, e quindi è stata un'esperienza che tuttora credo. Io sì, no, perché ti trovi di fronte a una situazione quasi surreale, sono passati più di 40 anni, e quella cosa un po' così che mi fa tenerezza è che mia povera mamma, morta qualche anno fa, quasi 90enne, quando aveva già 88-89 anni, cominciava a fare i bilanci della sua vita, e lei, che era una toscanaccia di maledetta, mi ha detto: e tu figliola mi hai dato un sacco di problemi, devo dire. Una volta ti hanno anche arrestato, non è che mi hanno arrestato perché io spacciavo eroina, era uno che però ti hanno arrestato lo stesso, quindi vale. La cosa lì era rimasta così. E poi un'altra, visto che parlavamo dell'aereo, la paura dell'aereo, l'aneddoto dell'incidente aereo. Quello è stata una di quelle cose che possono cambiarti la vita, nel senso che la perdi. Stavamo tornando da Lodi, quindi da Linate, e Lodi per la finale dei playoff dell'Airone di Tortolini, che aveva poi vinto quel campionato e promossa, e mentre stavamo proprio sorvolando la Costa Smeralda, era una giornata di giugno bellissima, c'era un tempo, è esploso un motore alla mia destra, l'aereo ha sbandato, poi si era drizzato, ha calato in cielo. Le hostess che stavano passando con i panini, le Coca-Cola, hanno mollato i panini e sono tornate con le cose, con la Croce Rossa, Emergency, pronto soccorso, e siamo rimasti così per qualche minuto terrorizzati, zitti, finché ci hanno chiamato. Io ero qui sul corridoio, a fianco avevo un altro che è stato chiamato, convocato dal pilota, è venuto alla hostess, può venire con noi, cos'è andato, è tornato dopo qualche minuto e cos'è successo? Perché ti ha chiamato? E perché lui aveva l'uscita di emergenza. Mi hanno nominato responsabile, perché forse facciamo un atterraggio di emergenza, non so se sulla terra o in acqua, e mi hanno incaricato di essere responsabile, mi hanno spiegato come si fa, mi hanno detto di aprirlo e poi di far uscire, poi senti, io esco per primo, poi quello che fai tu non lo devi. Però era andata bene, anzi devo dirti, e lo dico anche come informazione di servizio, che il comandante, quando siamo atterrati, poi era furibondo perché ha detto: io con un motore a Cagliari ci arrivo tranquillamente, quindi mi hanno costretto per un protocollo ad atterrare ad Alghero con un atterraggio anche abbastanza tranquillo, nonostante tutto, però io anche con un motore a Cagliari ci arrivo, però potevi dircelo prima, non adesso che abbiamo rimesso le chiappe per terra. E quello è stato il momento più, però ci sono anche degli altri momenti. Per esempio, mi sono trovato a Bologna, playoff della Dinamo, famosa parità vinta con una tripla di Manuel Vanuzzo, vi ricordate? Il giorno prima c'è stato un terremoto a Reggio Emilia, più Emilia che a Romagna,
però mi ricordo che pochi minuti prima che iniziasse la partita lo speaker aveva detto attenzione, in caso di terremoto state tranquilli perché il palazzetto antisismico vibra ma non cade. Allora siamo tranquilli. Così come l'altra volta, ahimè, a Cuneo, per la partita dell'Olimpia di Sant'Antico di pallavolo contro l'Alpitur Cuneo, c'era stata un'alluvione il giorno prima ed era stata anche lì una disavventura, perché io stavo andando in macchina da Torino a Cuneo, stavo ascoltando tutto il calcio minuto per minuto e a un certo punto sento, attenzione, interrompiamo i programmi per dire che chiunque si trovi nell'autostrada A8 deve immediatamente uscire dall'autostrada. E cosa è successo? Prendo la cartina, guarda, la 8 era la stessa autostrada. Quindi è uscito, era arrivato faticosamente a Cuneo, ma era stata anche quelle cose, perché tu non è che a Cuneo ci vai tutte le settimane, volevo dire un posto un po', un po' fuori mare, quindi il fatto di poter raccontare queste cose però a vedere che è stata una vita molto bella sul piano professionale e personale, ma anche una vita che mi consente alla soglia dei 70 anni di essere qui a raccontare. Vuoi raccontarmi qualcosa che non ti ho chiesto, che ti può venire in mente, che magari abbiamo un po' trascurato? Ci sono degli episodi che non sembrano veri. Per esempio Claudio Velluti, che è stato il primo cestista sardo a giocare in nazionale, a vincere uno scudetto, era andato ha fatto un campionato europeo in Turchia, a Istanbul, e giocavano all'aperto sul cemento in riva al Bosforo, quindi si scivolava moltissimo, e lui ha raccontato che a un certo punto, parlando col CT Paratore, hanno detto proviamo a giocare scalzi, e hanno giocato scalzi. Però l'episodio più bello, col quale se voi possiamo chiudere, riguarda il principe Rubini, il mitico Cesare Rubini, la mamma santissima del Cimentar e poi anche della nazionale, che viene a giocare a Cagliari nel 62 un torneo amichevole col Brille e la Virtus Bologna e forse anche l'Esperia, e a fine partita vanno a cena, a fine cena tutti i pezzi grossi delle società dirigenti. Antonio Pirastro, presidente del Grande Brille, che ancora Olimpia, dice: senti principe, facciamo una scommessa, facciamo portare 10 uova crude, se io le mangio tutti e 10 crude col guscio, il conto lo pagate voi, se no lo paghiamo noi, anche se le mangio solo noi. Rubini resta così puntato, ha detto: guarda Claudio Velluti, che nel frattempo era già giocatore della Cimentar, e Velluti gli dice no, invece Rubini accetta anche per ospitalità il gioco e perde, perché Antonio Pirastro si era mangiato 10 uova crude dopo aver scenato, mangiando come uno squalo la cosa. E anche questo è un episodio di una pallacanestro che non è che dobbiamo rimpiangere con nostalgia, però era un mondo così bello che è bello raccontarlo, e per questo che quando mi hanno proposto di scrivere un libro di storia del basket, io anziché raccontare, perché la storia è noiosa da scrivere ma anche noiosa a leggerla, quindi ho fatto un libro dove ci sono 150 aneddoti, tutti così curiosi, molti dei quali relativamente al basket abbiamo, grazie a te, raccontato in questa puntata. Io ti ringrazio, è stato un grandissimo piacere. Intanto sei il primo ospite, quindi avrai... Non essere l'ultimo. No, un posto di rilievo. Ti ringrazio per la bellissima chiacchierata, per la tua simpatia, per la tua grande memoria storica, perché veramente c'è da fare interviste di 3-4 ore. Ti ringrazio. È stato un piacere venire qui, scoprire questa cittadina meravigliosa che non conoscevo che per chi, da conoscere voi tutti. È stato molto piacevole, anche se è lontana da Cagliari, però siamo qui. Noi vi ringraziamo, termina qui la prima puntata del nostro podcast Facci un Giro, un podcast di Giampaolo Gaias con la regia di Gianni Langiu, grazie alla GL Produzioni. Alla prossima puntata.